E da quasi una settimana il Veneto è entrato in zona bianca, al via cene e pranzi, senza la necessità di rientrare a casa ad un certo orario. Abbiamo chiesto oggi ai bassanesi che cosa è cambiata nella loro vita. Sinceramente no, non mi ha portato nessun disagio per il semplice fatto che ho un giardino ed un orto proprio vicino a casa e tutto il tempo che si doveva restare dentro io sono stata occupata a far questo. Siamo un po' più liberi, sì, certamente. Quindi ne approfitta per il fatto che non ci sia più coprifuoco? E non sono una che esce tanto la sera, quindi no, sto a casa come prima. Si è più tranquilli, ci si può muovere, per fare andare a passeggio come oggi, è una bella giornata, è più piacevole, mi sento più tranquillo, tra virgolette, sempre sapendo, avendo la consapevolezza che il virus c'è, esiste, avendo rispetto alle normative sempre. Sì, mi sembra un po' meglio, che si può uscire un po' di più, i figli rientrano alle 11:30, non sono più chiusi in casa fino alle 10 era un po' restrittivo per loro, perché hanno sofferto parecchio per la situazione. La zona bianca è giusto che ci sia, però va bene così, non ho cambiato niente dei miei, diciamo, ritmi di vita, di uscite. No, però a livello di testa sei più tranquillo